un evento oggi, una manifestazione per protestare contro il lockdown, contro il fermo di tutte le attività sportive. Ecco, quali gli obiettivi e quali scopi e risultati pensate di ottenere? Sì, questa è un'iniziativa che è partita dall'ASI nazionale e che il Comitato regionale Sicilia ha sposato e condiviso appieno. Infatti questa è la terza tappa. La prima tappa è stata fatta a Catania, Alcamo e adesso siamo qui a Agrigento con il presidente provinciale Mario Cucchiara, con le sue associazioni. Oggi abbiamo una delegazione perché vogliamo dare voce a loro, allo sport vivo, allo sport vissuto. Sport che in questo periodo, come ben sappiamo, è stato poco attenzionato, per meglio dire dimenticato. E componente sport che noi riteniamo fondamentale per la crescita psicologica, fisica e anche sociale, culturale dei nostri ragazzi, ma anche per il vivere bene degli adulti. Quindi siamo qui a chiedere il rispetto per poter così ripartire comunque una ripartenza in sicurezza. Sicurezza che ogni associazione, ogni palestra, ogni componente sportiva ha attuato nell'autunno per poi essere richiusi. Quindi il rispetto per noi significa questo, avere rispetto delle nostre società. Adesso vogliamo dare voce a loro. Qui abbiamo una delegazione di alcune delle società che sono affiliate ad Agrigento. Quindi vogliamo dare voce a loro per avere rispetto in modo che loro possano sicuramente dare voce alle loro esigenze. Oggi siamo qui in questo flash mob per manifestare il dissenso da parte delle società sportive che da gennaio non ricevono i giusti contributi per sostenere le spese degli affitti. Se è vero che Spadafora, l'ex ministro, aveva dato dei sussidi fino a dicembre, sono solo serviti per pagare appunto gli affitti e quindi le associazioni che rischiano di non aprire. La riapertura dovrebbe essere per il 1° giugno, ma non serve perché con l'arrivo dell'estate le palestre, chi non ha spazi all'esterno rischia di chiudere. È anche vero, bisogna dire che hanno dato dei sussidi agli istruttori, però gli istruttori si ritroveranno senza datore di lavoro perché se non verranno dati i giusti contributi alle associazioni rimarranno senza lavoro. Che recriminiamo le riaperture delle palestre, sono stati insieme alla ristorazione e al turismo quelli condannati a rimanere chiusi per tutto questo lockdown e questa pandemia. Quindi chiediamo con insistenza la riapertura delle palestre, anche della ristorazione, ma soprattutto delle palestre e dell'attività sportiva in genere. Oggi siamo qui così, insomma, per protestare in maniera sempre pacifica assolutamente contro i nostri doveri, i nostri diritti, insomma, lo sport proprio è stato messo all'ultimo posto come tanti altri settori, per cui insomma chiediamo naturalmente di essere un po' più tutelati naturalmente ed essere aiutati, perché no, anche dallo Stato che siamo completamente abbandonati. Noi come associazione comunale non possiamo far altro che essere solidali sicuramente e stiamo cercando nelle varie difficoltà che ci sono di dare una mano. Ecco, stiamo pensando ad una ripresa delle attività sportive quanto prima e vedere un attimino anche con i nostri impianti di renderli fruibili prima possibile.